Vogliamo leggere la parola di Dio? Leggeremo un passo nel Vecchio Testamento, nel libro di Primo Samuele. Primo libro del profeta Samuele, leggeremo il capitolo 30, dal primo verso fino al verso 22, fino al verso 20, scusate. Primo Samuele, capitolo 30, dal primo verso fino al verso 20. Alleluia, Dio benedica la sua parola al nostro cuore, amen? Amen. Se possiamo cogliere la preziosità della sua parola per la nostra vita. A Dio la lode e la gloria. 3 giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso il sud e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, ecco che essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati portati via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le 2 mogli di Davide, Ahinoam di Israele e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, essendo l'animo di tutti amareggiato a causa dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nell'Eterno, nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: ti prego, portami qua l'efod. E Abiatar portò l'efod a Davide. Davide consultò l'Eterno dicendo: devo inseguire questa banda di predoni, la raggiungerò? L'Eterno rispose: inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Trovarono nella campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero del pane che egli mangiò e dell'acqua da bere, e gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e 2 grappoli d'uva. Quando egli ebbe mangiato si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli chiese: a chi appartieni e di dove sei? Egli rispose: sono un giovane egiziano, servo di una Amalechita, e il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa caddi malato. Abbiamo fatto una scorreria nella regione meridionale dei Cheretei, sul territorio di Giuda e nella regione meridionale di Caleb, e abbiamo incendiato Siclag. Davide gli disse: vuoi condurmi giù dov'è quella banda? Egli rispose: giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone, e io ti condurrò giù dov'è quella banda. Quando egli l'ebbe condotto là, ecco che gli Amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa, a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda.
Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera del giorno dopo, e non ne scampò uno, tranne 400 giovani che montarono su dei cammelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli Amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue 2 mogli, e non mancò nessuno, né dei piccoli né dei grandi, né dei figli né delle figlie, e nulla del bottino né nessun'altra cosa che gli Amalechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutte le greggi e tutte le mandrie, e quelli che conducevano questo bestiame e camminavano alla sua testa dicevano: questo è il bottino di Davide. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. È un periodo della vita di Davide, del re Davide, veramente difficile. Si trovava a fuggire da Saul, e fuggendo da Saul pensò anche di trovare rifugio, tra virgolette, tra i Filistei, e pensò: se vado dai nemici di Israele, dai nemici di Saul, Saul lì non mi cercherà, e fece in modo di guadagnare la fiducia dei Filistei, no? Ma sapete, nonostante a volte cerchiamo di guadagnare la fiducia di chi è estraneo a noi, perché noi, anche se non vogliamo ammetterlo, certe volte siamo delle persone diverse. Noi siamo il popolo di Dio. Amen. Siamo dei credenti in Cristo Gesù. Amen. E stare con gli altri, guadagnare la fiducia degli altri, perché per necessità o non so per cosa, credetemi, non fa per noi. La nostra identità è chiara. Noi siamo figli di Dio. È vero che nella vita possiamo avere delle difficoltà. È vero che nella vita possiamo avere dei combattimenti, alleluia, ma è anche vero che il Signore è e rimane e sarà sempre la nostra vittoria. Amen. Amen. Davide si trovava così in questa situazione. Quando i Filistei decisero di fare guerra a Israele, in un consiglio che tennero dissero a Davide: noi non lo vogliamo, perché non vorremmo che, sì, è con noi in questo momento, ma chissà se poi ci tradisce, no? E combatte per Israele. E quindi non l'hanno voluto. Ritorna a Siclag, in questa città che aveva chiesto ai Filistei: dammi una città dove io possa stare, no? E gli diedero Siclag. E una volta che tennero consiglio per non portarsi Davide in battaglia, fecero questa scorreria, una parte dei Filistei, Amalechiti, fecero questa scorreria nella città di Davide. Si presero ogni cosa, diedero a fuoco la città, non uccisero nulla, ma portarono via mogli, figli. E come abbiamo letto, quando Davide e la sua gente giunsero alla città, trovarono una desolazione, una città distrutta dal fuoco. Iniziarono a piangere e piansero finché ebbero forza di piangere. Alleluia. Anche la gente che era fedele a Davide, quella gente, iniziò a pensare di lapidarlo, come per dire: tutta colpa tua. La reazione di Davide è importante ed è una lezione di vita per noi. Cosa la fece? Come reagì Davide? Si fortificò nell'Eterno. Amen. Poteva reagire urlando,
mostrando la sua leadership, vero? Ma vi ricordate chi sono? Sono Davide. Avete scelto voi di seguirmi. Sono quello che ha ucciso il gigante Golia, vi ricordate? Semplicemente si fortificò nel Signore. In silenzio, non reagì, ma si fortificò nel Signore. Che bella lezione di vita per me. Alleluia. Spesso in circostanze avverse nella nostra vita reagiamo come uomini. Vogliamo imparare a reagire come figli di Dio. Amen. Gloria al Signore. E i figli di Dio si rivolgono a Dio. È vero? Si fortificano nel Signore, trovano forza nel Signore. Alleluia. Guardate che abbiamo un nemico che anche è descritto come un ladro. Ruba, vuole rubarci tutto di quello che c'è nella nostra vita, che di prezioso ha messo Dio nella nostra vita quando abbiamo accettato Gesù, e cerca tutto il modo possibile per rubarci, per farci soffrire, per deprimerci. Alleluia. Sta a noi reagire come figli di Dio. E ti dico, reagisci sempre come un figlio di Dio. Non dare adito all'ira e alla rabbia e alle reazioni umane, ma agisci nel silenzio come un figlio di Dio. Amen. E allora riuscirai a riprenderti tutto ciò che ti è stato rubato dal ladro. Amen. Amen. Alleluia. Avevi pace e non ce l'hai più? Riprenditi la pace del Signore. Alleluia. Amen. Avevi una certezza incrollabile? Riprenditela. Reagisci come una figliuola di Dio, come un figlio di Dio. Vai ai piedi del Signore. Riprenditi quella certezza che avevi in cuore. Alleluia. Avevi profondo desiderio di servire il Signore e ti senti come se ti è stato tolto, non ce l'hai più. Reagisci come un figlio di Dio. Stai ai piedi di Cristo e chiedi al Signore: Signore, ancora, come tempo fa, ridammi quel desiderio di servirti. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, essendo d'animo amareggiato. Quando siamo amareggiati, a volte non siamo molto lucidi, è vero? E diciamo delle cose che feriscono anche gli altri, oltre che noi stessi. Signore, dacci sapienza e forza interiore. Amen. Alleluia, e lucidità. Insomma, dacci la tua luce, Signore, in quei momenti bui, perché esistono dei momenti bui che viviamo, ma Cristo è la nostra luce. Amen. Amen. Alleluia, la sua presenza fa chiarezza. Alleluia. Davide fa qualcosa di importante. Va a chiedere al sacerdote Abiatar l'efod. Era l'abito sacerdotale. Per andare a invocare il Signore dovevano indossare quest'abito. Il sacerdote offriva quest'abito o offriva la preghiera per gli altri, intercedeva, ma si indossava questo abito, l'efod, no? E Davide rispetta quello che bisogna fare, no? Per invocare il Signore. Alleluia. Si fa lui sacerdote, indossa questo efod, invoca Dio e Dio gli risponde. Alleluia. Poteva sicuramente agire d'impulso e dire:
quelli che siamo, andiamo, partiamo, andiamo a combattere, scanniamoli, no? Ma sa che senza l'avallo del Signore non bisogna neanche muoversi. Alleluia. E prega il Signore, prega Dio dicendogli: devo inseguire questa banda, la raggiungerò, riuscirò a riprendermi quello che mi è stato tolto. E l'Eterno rispose. Che bella questa scrittura. L'Eterno rispose. Alleluia. Quando noi invochiamo il Signore, vogliamo che Lui ci risponda. E allora vogliamo umiliarci davanti a Lui, amen? E fare tutto ciò che è dovuto affinché possiamo in preghiera incontrare colui che è santo e che è santo, amen? È 3 volte santo il Signore. Alleluia. Vogliamo in preghiera domandargli quello che dobbiamo fare, come reagire, e sicuramente l'Eterno ci risponderà e già metterà in atto il suo piano. Amen. Alleluia. L'Eterno rispose e gli dice: sì, certamente tu la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. E quindi Davide parte, va fiducioso, e nel suo cammino incontra questo uomo egiziano, schiavo, che era in pessime condizioni, non mangiava da 3 giorni e 3 notti. E giusto era uno schiavo di uno di quegli amalechiti. Qualcuno dirà: vabbè, l'hai incontrato per caso? No, io credo che non l'abbia incontrato per caso. Prima ha pregato il Signore: la raggiungerò questa banda, Signore, me la darai in mano? Sì, la raggiungerai. Ecco che Dio manda in atto il suo piano e si usa, pensate un po', di un inutile schiavo egiziano, che era stato buttato via dal suo padrone perché non serviva più a nulla, perché si era ammalato. E gloria a Dio, perché siamo inutili per qualcuno, ma siamo utilissimi per il Signore. Non importa il nostro stato, come ci troviamo, il Signore ci usa per quello che noi siamo. Come si è usato in questo egiziano nel guidare Davide verso dove era la postazione degli amalechiti. Vedete, è stato prezioso. Il Signore ci usa. Ma la cosa importante anche da sottolineare, sapete qual è? Il suo padrone lo aveva buttato via, mentre quando incontra Davide gli dà da mangiare, vede affamato, gli dà da mangiare, gli dà da bere perché è assetato. Amen. Lo fa star bene, lo fa riprendere. Gloria a Dio. Che differenza fra colui che vuole imitare il Signore e il Signore. È vero? Quando eravamo nel mondo, anche se forse non eravamo consapevoli, servivamo colui che imita e vuole imitare il Signore. Alleluia. Ma quando abbiamo incontrato il Signore, l'unico Signore, alleluia, si è preso cura di noi, vero? Alleluia. Eravamo veramente in condizioni pessime, ma il Signore ci ha dato da mangiare, cibo spirituale. Gloria a Dio. Quanto cibo spirituale, la sua parola, ascoltandola, udendola, è penetrata nel nostro cuore e ci ha fatto prendere la decisione di accettare Gesù nella nostra vita. Che decisione meravigliosa, vero? Alleluia, gloria al Signore. E le parole che dice Davide a quest'uomo sono importanti. Gli dice: a chi appartieni? Chi sei? Alleluia. È buono porci queste domande ogni tanto. Marco, a chi appartieni quando sei scoraggiato? Ma tu a chi appartieni? Io appartengo a Cristo. E allora? Chi sei, Marco? Chi sei? Non sono nessuno, però sono un figlio di Dio. Amen.
A chi appartieni tu? Chi sei? Non ti sentire mai solo. Non ti sentire mai come se tu fossi di nessuno. Tu sei la proprietà particolare di Dio. Gloria al nome del Signore, alleluia. Tu sei la perla preziosa per Dio. Amen. Alleluia. Tu sei colui il quale Dio ha mandato il suo figliolo Gesù. Alleluia, per salvarti. Questo sei. A chi appartieni? Io appartengo a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Alleluia, apparteniamo a Cristo. Amen? Amen? Amen. Alleluia. Quest'uomo, questo egiziano, quando Davide gli dice: ma puoi condurmi dov'è questa banda? Gli dice: però se tu non mi consegni di nuovo lì al mio vecchio padrone, io ti dirò tutto. Gloria al Signore. Non voleva più tornare dal suo vecchio padrone. E chi vuole tornare più indietro? È vero o no, fratelli e sorelle? Meglio ora, nella grazia di Dio, vero? Nella presenza di Cristo, che prima, soli, afflitti e scoraggiati e in balia del nemico, alleluia, che ci schiavizzava e non si prendeva cura di noi. Meglio ora, alleluia, servitori di Cristo, figli di Dio, amen? Amen. Alleluia, e che usufruiamo e godiamo della cura di Cristo. Amen. Alleluia. Insomma, Davide riesce in quello che era il suo intento, riprende tutto, riprende ogni cosa. Pensate, abbiamo letto che giunsero lì dove erano i nemici, gli Amalechiti, e dalla sera di quel giorno fino alla sera del giorno dopo non si stancarono di combattere, nonostante la stanchezza del viaggio. Sai perché? Perché quando c'è l'approvazione di Dio, quando c'è l'avallo di Dio, quando il Signore che guida ogni cosa, non c'è impedimento, non c'è stanchezza. Amen. Ma riesci ad ottenere quello che il tuo cuore ha chiesto a Dio. Alleluia. E così è successo per Davide. Lo abbiamo letto. Davide recuperò tutto. Recuperò ogni cosa. Le persone, gli affetti e anche le cose, la proprietà, le cose di valore. Recuperò ogni cosa. Alleluia. Tutti morirono, tranne furono risparmiati dei giovani che fuggirono. Oserei dire, furono saggi, perché se combattevano Davide uccideva pure quello. E invece capirono che era meglio fuggire. Gloria al Signore. Davide prese ogni cosa. E il popolo, pensate, il popolo, quegli uomini che da 600 erano poi diventati 400 perché 200 si erano fermati, erano troppo stanchi. Con 400 uomini lui ha combattuto Davide e ha ripreso ogni cosa. E quelle persone, quel popolo, quell'esercito che si trovava, che voleva prima lapidarlo, poi diceva: questo è il bottino di Davide. Gloria a Dio, come cambia le cose, Signore. È vero? Possiamo dare gloria a Dio e possiamo dire al Signore questa mattina: Signore, cambia le cose. Tu puoi cambiare le cose, Signore. Cambia le cose. Se sei nell'afflizione, non ti abbattere, prega il Signore. Fidati del Signore, confida in Dio, non piangere, non dare modo all'afflizione di poterti mettere in testa alcuni pensieri che non sono da Dio. Ma vogliamo essere lucidi, vogliamo fare la cosa giusta. Intanto preghiamo con cuore aperto, sincero, con pianto, chiediamo al Signore la soluzione. Amen. E Dio ci darà la soluzione. Dio ci darà sempre vittoria quando ubbidiamo a Lui, quando diamo fiducia a Lui. Amen.
Alleluia, il nemico può fare tutto quello che vuole, potrà avere quelle vittorie parziali a volte, no? A volte capita che ha quelle vittorie parziali, alleluia, ma la guerra la vince sempre il Figlio di Dio. Amen. Qualche battaglia la si può anche perdere, ma la guerra sicuramente, invocando il Signore, seguendo la sua guida, noi la vinceremo. Amen. Amen. Alleluia. E quella vittoria che noi avremo ci farà dimenticare qualche battaglia che poi abbiamo perso. Alleluia, perché Dio è grande. Amen. Dio è buono e Dio è fedele. Alleluia. Diamo gloria a Dio col nostro cuore. Alleluia, vi invito ad alzarvi in piedi. Alleluia, dopo aver letto questo passo vogliamo adesso rivolgerci alla parola, alla preghiera del Signore. Alleluia, vogliamo fidarci del Signore. Invito a pregare. Se c'è qualche bisogno, qualche necessità, alleluia, stai attraversando un momento di angoscia,